consoci e consoci, signore e signori, distinguished guests, foreign members and honorary fellows. Come sempre l'ultima adunanza dell'anno accademico dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, in questo caso è il suo 188esimo compleanno, cioè l'80esima chiusura, che è dedicata a un consultivo delle attività che abbiamo svolto durante l'anno che va a chiudersi quest'oggi, e per una riflessione sui problemi e sulle prospettive, diciamo, degli istituti di cultura nel mondo che cambia, che è un tema che ci appassiona e che appassiona l'Istituto, per dire la verità, da secoli. E per noi è un momento importante e molto partecipato. E un richiamo alla nostra storia, come mostra l'appuntamento rinnovato in questa sala, dove non siamo abusivi, perché noi del 1838 al 1892 siamo stati in Palazzo Ducale, era la sede dell'Istituto, quindi a pieno titolo ci sentiamo di appartenere non a questa sala, perché eravamo nella sala del Piovero, vicino dove andremo dopo, che si vede dalla loggia Foscara, dove andremo a salutarci dopo questa conversazione. Briefly in English, this is the 188th anniversary, and we celebrate once a year a recap from our members, in which we induce the new members, and it's deeply felt for us to be here where we belong, because we've been here for a long time. Per averci consentito di essere qui oggi, dobbiamo come istituto un sentito ringraziamento alla dottoressa Maria Cristina Gribaudi, Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, alla dottoressa Chiara Squarcina, che è la direttrice scientifica, e al dottor Mattia Agnetti, segretario organizzativo della Fondazione. Dobbiamo anche ringraziare, perché sono due amministrazioni diverse, e per la concessione della loggia Foscara, che io adoro, dove più tardi andremo a trovarci per salutarci. Dobbiamo ringraziare l'architetto Corrado Azzolini, che è il sovrintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia, e ai funzionari che hanno molto collaborato per rendere possibile questa partecipazione e questo evento per noi. Prima di riferire, il compito che mi è dato è quello di riferire sulle attività dell'anno, naturalmente una sintesi di questo, e sarà già abbastanza pesante anche per i nostri ospiti stranieri, quindi ne darò soltanto pezzi di quello, per dire di cosa stiamo parlando, ma soprattutto ci sono alcuni obblighi che per noi sono importanti, sono al cuore del nostro mandato, della nostra ragion d'essere. Quindi la prima cosa che volevo fare però naturalmente è un ringraziamento sentito a chi consente di essere qui oggi. In particolare voglio ricordare con tutta l'ammirazione e tutta la gratitudine per la loro straordinaria dedizione e disponibilità i componenti del Consiglio di Presidenza, che sono Donatella Calabi, vicepresidente, un formidabile vicepresidente, e Elena Francesca Ghedini, che è seduta lì, eccola, che è stata segretaria della classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti fino alle sue dimissioni rassegnate nel novembre del 2025. Come compagna di Consiglio di Presidenza vorrei proporvi un applauso per Francesca, che è veramente... Bravissima. È sempre stata lucida, presente e estremamente collaborativa, e sono convinta che continuerà ad esserlo. Certo, no, è perfettamente vero. E devo dire che le mie parole erano queste: il suo impegno per l'Istituto, il suo tratto e la sua straordinaria cultura sono stati un vero privilegio per questa istituzione. E il nuovo segretario della classe è stato eletto nell'adunanza privata di sabato 18 aprile, segretario della classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti, nella persona di Pier Daniele Morandi Bonacossi, che è qui, che si alzi così vedo anche lei. Ordinario di archeologia e storia dell'arte dell'Asia occidentale, del Mediterraneo orientale e antichi dell'Università degli Studi di Udine. Naturalmente benvenuto. E contiamo insomma sul fatto che
sarà un viaggio che spero per noi sarà certamente un viaggio molto molto interessante. Un caloroso quindi benvenuto alla sua prima solenne e ogni augurio di buon lavoro naturalmente. Carlo Barbante, segretario della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, ormai un veterano, e Maria Elena Walker, la prima donna amministratrice di questo istituto, la prima segretaria, vicepresidente in 200 anni di storia è stata Dorotella Calabi, la prima amministratrice nella storia è stata Elena Walker, amministratrice dell'istituto e amministratore unico della società interamente partecipata dall'Istituto Veneto, che è la VIC, la Venezia Iniziative Culturali, che è la proprietaria di Cavalli Franchetti. Congratulazioni ancora. Persone con cui è veramente un piacere lavorare. Nessun esame delle attività svolte in un anno intero accademico può prescindere dalla constatazione che tutto il personale è dedicato e appassionato del suo lavoro, è pronto a innovare, è generoso di sé, e quindi la competenza e la passione che mostrano è veramente fantastica. E so di interpretare il pensiero dei soci nel ringraziarli per il loro prezioso lavoro, a cui voglio aggiungere i sensi naturalmente miei personali e di tutto il Consiglio di Presidenza di ammirazione per il lavoro che fanno. In particolare voglio menzionare in questa sede, per le grandi capacità professionali e la dedizione assoluta al suo lavoro, senza il quale non saremmo qui tra l'altro, il direttore Bruno Bertaggia, al quale siamo veramente grati. Anzi, La cancelleria, che oggi è affidata a Sebastiano Pedrocco, e gli archivi di ricerca curati da Carlo Urbani sono motivo di orgoglio per tutte le nostre attività, una delle ragioni più importanti di essere per l'istituto di cultura come il nostro. Voglio menzionare i legami che vanno oltre il rapporto di lavoro, testimoni per esempio del ruolo importante anche dei cancellieri emeriti Alessandro Franchini e Giovanna Palandri, che non può essere oggi perché è malata. Certamente non vi sono novità di rilievo, non cambia nulla, e teniamo al fatto che non cambi nulla nel metabolismo dell'istituto, né nel modo di operare nell'istituto, né negli scopi e nelle ragioni di essere che noi in qualche modo proponiamo. L'obiettivo che l'istituto si propone per le sue attività e in alcune discipline e su temi per le quali esistono una vocazione e tradizione specifica, le fonti di ricerca in particolare, gli archivi di ricerca sulle quali abbiamo da tempo investito moltissimo, propone delle prospettive di un istituto di cultura che è pronto ad affrontare il mondo che cambia rapidamente. What I have done just quickly is that the question is what is going to change with respect to our tradition? Nothing at all. We are very attached to the tradition and to the fact that the role of learning institutions in a world that's really fast changing is particularly important. And knowledge is particularly important, in particular the time in which we really worry, and that's how we will close this brief discussion, the concerns about the survival of this place, of this wonderful place that surrounds us. On this I shall return. Un altro compito a cui siamo legati è una breve commemorazione dei soci scomparsi. Nel periodo dell'adunanza solenne, dal 2024 a oggi, ci hanno lasciato per sempre alcuni soci. Il 13 giugno del 2025 è mancato Sandro Pignatti, socio corrispondente non residente dal 1968, professore emerito di ecologia nell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Il 24 giugno del 2025 è mancato Francesco Bruni, socio corrispondente dal 1996, socio effettivo dal 2004, emerito di storia della lingua italiana nell'Università Ca' Foscari di Venezia e di questo istituto a lungo componente del Consiglio di Presidenza, ed è stato anche segretario della classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti dal 2015 al 2021, negli anni della presidenza del consocio Gherardo Ortalli, che ancora non ho visto ma che spero che sia. C'è Gherardo, eccolo lì, e del quale che citerò poi ancora, anche se lui non vuole, a proposito di un tema che mi è molto caro. Il 20 gennaio è mancato Cesare Scandellari, socio corrispondente residente dal 1997, effettivo dal 2003, professore già ordinario di medicina interna nell'Università di Padova. Infine, il 25 maggio è mancato Massimo Capaccioli, socio corrispondente non residente dal 1999,
emerito di astronomia nell'Università di Napoli, Federico II. Anche di questo ne parlavamo prima, e i temi di come celebrare degnamente anche quelli che non avevano avuto un iter che porta alla commemorazione obbligatoria sono un tema che ci è molto caro. Quindi in questo momento di ricordo desidero associare la tristezza del rimpianto per aver perso queste persone così importanti nel ricordo del contributo che hanno dato alla cultura del nostro Paese e molto a questo istituto. A questi dobbiamo quindi profonda gratitudine. E su una nota lieta i nuovi soci, adesso li chiamiamo uno alla volta. Allora il sistema è che chiamiamo i soci uno alla volta, il socio si avvicina e riceve da noi il diploma e il distintivo. When your name is called, you have to come up here, if you don't mind, and we give you the diploma and the seal. This one, we care about it actually. So, la professoressa Arnold non ha bisogno di alcuna tradizione, fra l'altro, perché parla italiano benissimo, parla meglio di me. Allora sono stati eletti soci effettivi, si va nell'ordine statutario. Roberto Bassi, ordinario di fisiologia vegetale nell'Università degli Studi di Verona e presidente della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. Eccolo, amico mio, evviva. Eccolo qua. La foto. Picture. Grazie. Andrea Nanetti, Distinguished Full Professor of Digital Humanities al Genzong Academy of Fine Arts. Congratulazioni. È una bellissima decorazione. È una bellissima. È l'ordine della Storia d'Italia. Ah, vedi, fantastico. No, scusi, Qua. Quello, e devi dare la mano anche a loro. Ah, sì. Non è presente Giorgio Pennacchioni, ordinario di geologia strutturale nell'Università di Padova, che quindi teniamo il suo diploma e glielo daremo alla prima occasione. Lorenzo Tomasin, professore ordinario en philologie romane e historique de la langue italienne all'Università di Losanna. Congratulazioni. Paolo Villoresi, ordinario di fisica nell'Università degli Studi di Padova. Congratulazioni. Fate la foto? Perfetto. Sono stati eletti soci corrispondenti e residenti Gilberto Artioli, ordinario di microbiologia nell'Università degli Studi di Padova. Congratulazioni Gilberto. Questo è tuo. Angelo Avogaro, ordinario di endocrinologia e malattie del metabolismo nell'Università degli Studi di Padova. Veramente un piacere dartelo. Aspetta che è anche il distintivo. Grazie. Silverio Bolognani, emerito di azionamenti elettrici nell'Università degli Studi di Padova. Che atleta, bravo. Grazie a te. Sei sempre uguale però, eh? Sì.
Apparentemente sì. Linda Borean, ordinaria di Storia dell'Arte Moderna nell'Università degli Studi di Udine. Bravissima Linda, congratulazioni. Lorenzo Calvelli, associato di Storia Romana nell'Università Ca' Foscari di Venezia. Congratulazioni, questo è tuo. Carlo Fumian, emerito di Storia Contemporanea nell'Università degli Studi di Padova. Viva gli storici! Viva gli storici! Congratulazioni, felicissimi. La foto che ci tengo, anche queste, tengo tantissimo. Grazie Carlo. Corinna Guerra, ricercatrice in Storia della Scienza e delle Tecniche all'Università Ca' Foscari di Venezia e all'Laboratoire IST della Université Paris-Saclay. Si dice così. Congratulazioni Corinna. Sandro Scandolo, direttore della divisione di ricerca del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste. È talmente alto. Congratulazioni. Questo è tuo. È ben arrivato. Grazie. Il distintivo. Cristina Tonghini, ordinario di Archeologia e Storia dell'Arte musulmana nell'Università Ca' Foscari di Venezia. Congratulazioni. Sono stati eletti soci corrispondenti non residenti Aldo Fiori, ordinario di Idrologia nell'Università degli Studi di Roma 3. Congratulazioni. Questo è tuo. Alla fine fa il giro, poi recupera tutto. Recupera tutto anche io. Ecco qua. Evviva gli idrologi. Antonio Musarra, associato di Storia Medievale alla Sapienza Università di Roma. Complimenti. Sono stati eletti soci stranieri Frances Hamilton Arnold, Linus Pauling Professor Chemical Engineering and Bioengineering and Biochemistry of the California Institute of Technology e Nobel Prize in Chemistry in 2018. Siamo felici di questo. Questo è tuo. Scusa che parla italiano meglio di me. Marina Cavazzana, Professor in Hematology at Paris Cité Université, Director of a Biotherapy Department of the
Necker Enfants Malades Hôpital à Parigi, Director of a Clinical Investigation Center for Imaging at Paris, at the Institute of Paris. Tante congratulazioni, che meraviglia. Posso aggiungere che è di Venezia? Mi è concesso? Per noi è una cosa importante, effettivamente. Congratulazioni ancora. Ralph Metzler, Chair Professor in Theoretical Physics all'Università di Potsdam. È un vecchio amico dell'istituto, old friend of the institute. Congratulations. Sono stati eletti soci onorari Massimo Inguscio, professore emerito di fisica della materia dell'Università Campus Biomedico, UCB, di Roma. Congratulazioni. La foto? Grazie Massimo. Paolo Molesini, presidente della Fondazione Querini Stampalia. Congratulazioni di tutto cuore, Presidente. E a suo modo è un modo un po' speciale, effettivamente, di trattare le nostre istituzioni, che pure sono da 150 anni in diretta relazione, noi come ente tutore. Questo però segnala un cambio di passo e siamo sicuri che questo te ne siamo grati. Grazie. Sir John Walker, Professor Emeritus of Molecular Bioenergies at the University of Cambridge, Nobel Prize in Chemistry in 1997. Congratulations. I couldn't figure out because it was too small. Congratulations and welcome. Thank you. Sorry, two things. Thank you so much. Ai nuovi soci corrispondenti stranieri onorari, e tutti va naturalmente da parte di tutti voi il benvenuto dell'Istituto, con l'invito a partecipare attivamente alla vita dell'Istituto. Abbiamo bisogno di gente che prende a cuore il mandato e le attività dell'Istituto. E al nuovo segretario accademico e ai nuovi soci effettivi l'augurio di un rinnovato impegno per un loro contributo affattivo alla vita dell'Istituto, naturalmente. Non abbiamo dubbi che questo accada. Then, well, actually, very quickly, warmest welcome to all of us. So what we meant is that we really care about you participating in the life of the Institute. There's a lot to do, and there's a lot we can do to make out for a better world. Possiamo sederci perché abbiamo adesso quello che continua da questo è la sintesi delle attività, in particolare la prima questione che è la pertinenza della vicepresidenza, è quella dei concorsi a premio, che è una cosa realmente importante nel metabolismo dell'Istituto. Grazie. Allora io ricorderò brevemente le motivazioni dei premi che erano a concorso quest'anno, ricorderò i membri della commissione giudicatrice e naturalmente il nome del premiato che chiamerò qui al palco a ritirare il proprio premio. Seguirò l'ordine alfabetico dell'intitolazione dei premi stessi. Il primo è il concorso a premio Giovanni Felice Azzone di euro 10.000 per lo studio di mitocondri.
La commissione giudicatrice era composta dai soci Giorgio Giacometti, Gerolamo Lanfranchi e Gianpietro Semenzato. Il premio è stato assegnato alla dottoressa Michela Carraro, che ha dimostrato di aver raggiunto una buona maturità scientifica con notevole indipendenza e attitudine a dirigere un gruppo di ricerca, anche con una buona capacità di competere con successo al procacciamento di fondi per la ricerca. A lei congratulazioni e la invito qui al palco. Congratulazioni. Congratulazioni. Il secondo è il concorso al premio Mario Bonsembiante di euro 5.000 per tesi di dottorato su argomenti nel campo alimentare e o nutrizionale. La commissione giudicatrice era composta dai soci Roberto Bassi, Gerolamo Lanfranchi e Maria Katia Sorgato. Il premio è stato assegnato alla dottoressa Annalisa Staiti per la tesi Behind the Colorful Surface, a Study of Anthocyanin Pathway Regulation in Solinissia, conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il lavoro di tesi è stato rivolto alla regolazione del metabolismo delle antocianine, una classe di polifenoli idrosolubili che, oltre a impartire la colorazione a fiori, frutti e altri componenti vegetali, ha un ruolo decisivo nella protezione delle piante contro stress ambientali e biotici. La Commissione unanime ha inoltre segnalato come degne di menzioni altre due tesi. La prima, Innovative Strategies to Detect Antibiotic Resistance in Food Sector, della dottoressa Deborah Pinamonti dell'Università degli Studi di Udine, e la tesi Designing Foundational Strategies for Developing a Family of Food System Sustainability Ontologic del dottor Giorgio Ubbiali dell'Università degli Studi di Milano. Invito la dottoressa Annalisa Staiti, spero di pronunciare giusto l'accento, a ritirare il premio. Congratulazioni. Il terzo è il concorso al premio Lorenzo Brunetta di 2.500 euro per tesi di dottorato nell'ambito della ricerca operativa. La commissione giudicatrice era composta dai soci Bruno Chiarellotto, Marco Licalzi e dal professor Giovanni Andreatta. Il premio è stato assegnato alla dottoressa Alessia Ciacco per la tesi Quantum Optimization for Advanced Combinatorial Problems, Application in Strategic Logistics and Resource Management, conseguita presso l'Università della Calabria, in ragione dell'originalità dell'approccio mediante strumenti di quantum computing, fra cui quantum annealing e altri algoritmi ibridi, per la soluzione di problemi di ottimizzazione combinatoria. Se la dottoressa Alessia Ciacco viene a ritirare il premio. Congratulazioni. Il quarto, concorso al premio Matteo Grigio. È la prima edizione di questo premio ed è di euro 1.500 per tesi di dottorato in ambito ornitologico e focalizzato in particolare sull'ecologia del comportamento e la conservazione degli uccelli. La commissione giudicatrice era composta dai soci Alessandro Minelli, Andrea Augusto Pilastro e Maria Berica Rasotto. Il premio è stato assegnato alla dottoressa Francesca Terranova per la tesi Passive Acoustic Monitoring, a Tool to Support Sphaemiciforms Conservation, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino, in ragione del particolare valore di innovatività sia dal punto di vista metodologico che delle potenziali ricadute applicative per future ricerche, sia di tipo etologico che di monitoraggio e conservazione. Dottoressa Terranova,
Congratulazioni. Congratulazioni. Il concorso a premio Guerrino Lenarduzzi di euro 4.000 destinato a laureati in medicina e chirurgia con una tesi di specializzazione o di dottorato nel campo della diagnostica per immagini o quello della radiologia interventistica. La commissione giudicatrice era composta dai soci Paolo Bernardi, Cesare Montecucco e Donato Nitti. Il premio è stato assegnato alla dottoressa Sara De Giorgi per la tesi di specializzazione in radiodiagnostica, Neuroimaging Correlates of Blast Exposures in Special Operations Forces Members, conseguita presso la Sapienza Università di Roma. Il valore clinico della ricerca risiede nella sua applicabilità diretta alla pratica neuroradiologica. I risultati suggeriscono una maggiore attenzione interpretativa nella referenziazione di esami RM encefalo in soggetti esposti a trauma ripetitivo e pongano le basi per eventuali strategie di screening vascolare mirato nelle popolazioni ad alta esposizione. Invito la dottoressa Sara De Giorgi a ritirare il premio. Congratulazioni. Il concorso al premio Andrea Marconato e Marco Marchesini di 2.500 euro per tesi di dottorati su temi di biologia evoluzionistica, ecologia, mirate alla conservazione della specie. La commissione giudicatrice era composta dai soci Alessandro Minelli, Andrea Augusto Pilastro e Maria Berica Rasotto. Il premio è stato assegnato al dottor Luca Pedruzzi per la tesi From Mimicry to Consolation, Sensory Modalities and Social Factors Shaping Empathy-Related Behaviors Across Monkey Species, conseguita presso l'Università di Pisa in cotutela con l'Università d'Orennes, in ragione dell'innovatività, del rigore metodologico e della chiarezza nella presentazione del suo lavoro, frutto di 6 mesi di ricerca sul campo in aree non protette dell'Etiopia, su popolazioni selvatiche del primate gelada. Congratulazioni. Complimenti. Concorso a premio Pompeo Molmenti di euro 5.000 per un lavoro originale e inedito su un argomento riguardante la storia della società veneta, della sua cultura e delle sue istituzioni nel periodo compreso fra XIII e XX secolo. La commissione giudicatrice era costituita dai soci Paola Marini, Ermanno Orlando e Lorenzo Tomasin. Il premio è stato assegnato al dottor Nicola Carotenuto per il lavoro Traders and Institutions in Late Medieval Venice, 1291-1421. Il lavoro è frutto di un generoso scavo archivistico e riposa su una bibliografia vastissima e multiforme e appare prezioso per il cospicuo supplemento di testimonianze documentarie, grazie alle quali alcuni aspetti di questa pagina di storia economica possono essere ora osservati e interpretati. Invito il dottor Carotenuto a ritirare il premio. Congratulazioni. Adesso vorrei invitare Cristiana Collu e Caterina Carpinato qui al tavolo, perché il concorso di cui parlo è il concorso al premio Segni della Laguna, l'impronta delle fondazioni culturali a Venezia, patrimonio, lavoro, abitare, di 4.500 euro, bandito congiuntamente, e per questo ho invitato le due persone responsabili, rispettivamente la direttrice della Fondazione Querini e la presidente dell'Ateneo Veneto, perché appunto il premio è stato bandito congiuntamente dalle 3 istituzioni, Istituto Veneto, Fondazione Querini e Ateneo Veneto, che è una conquista
di collaborazione, credo, al fine di incentivare e realizzare uno studio quali quantitativo relativo all'impatto delle fondazioni culturali presenti a Venezia sull'attività produttiva della città. Il premio è stato assegnato alla dottoressa Alice Martina per la solidità dell'impianto progettuale e per il potenziale innovativo della ricerca proposta, capace di indagare in maniera interdisciplinare il ruolo delle fondazioni culturali nel contesto veneziano contemporaneo. Invito la dottoressa Alice Martina a ritirare il premio. Grazie. Diamo congiuntamente, lo do a nome vostro. Congratulazioni. I premi sono stati quelli che avevamo a disposizione sono tutti stati assegnati, però vorrei aggiungere poche parole. Era stato anche bandito un concorso al premio Ines Biasoni di euro 4.000 per tesi di dottorato nei campi della scienza della terra, umane e sociali, che abbia il clima come oggetto di studio, la cui assegnazione è stata rinviata a settembre, quindi lo faremo, la proclamazione sarà fatta la volta prossima. E invece è ancora aperto il bando di concorso premio Luigi Lanfranchi di euro 8.000, quest'anno alla sua prima edizione, per una tesi di dottorato che abbia affrontato argomenti e accadimenti concernenti la storia della Repubblica Serenissima, la cui scadenza è fissata a fine settembre. Con questo vorrei anche sottolineare che grazie ai concorsi banditi in questo anno accademico, l'Istituto ha assegnato premi per un ammontare complessivo di ben 47.000 euro, che non sono pochi. Da segnalare infine che quest'anno si aggiungerà un altro nuovo premio, intestato ad Alberto Tomasin, di 4.000 euro, per una tesi di dottorato sulla salvaguardia fisica di Venezia. Particolare attenzione sarà rivolta alle tesi che includono modelli matematici e informatici per l'oceanografia o studi di idrografia o idrodinamica della laguna veneta. Per tutto questo io credo che un ringraziamento particolare vada da parte dell'Istituto Veneto, ma da parte di tutti i presenti, alle famiglie che hanno deciso di investire fondi per sostenere la ricerca, premiando giovani che vi si dedicano con impegno e con grande passione. E vi ringrazio. E abbiamo ancora quello che manca adesso sono alcune documentazioni che sono necessarie per partecipare ai soci all'attività che è stata fatta, una parte piccola, e delle conclusioni che poi seguiranno alla prolusione che chiuderà i lavori di questo. Allora, per quanto riguarda le adunanze accademiche, una cosa che è diventata importante per noi, è proprio entrato nella vita delle adunanze prepotentemente, è quella nel corso dell'anno accademico si sono tenute delle presentazioni ai soci. È un cambio completamente diverso rispetto a quello che ormai sono una decina d'anni che si fa, e volevo, senza citare però tutti i temi che sono stati trattati, volevo ricordare per il lavoro che hanno fatto i relatori, che sono Paolo Lambrini, Marino Zerial, Francesca Ghedini e Monica Salvadori, Franco Cardin, Bruno Chiarellotto, Francesco Cavalla, Massimo Vidale e Gilberto Artioli, Andrea Augusto Pilastro, Lorenzo Tomasin, Marcello Fracanzani, Lucia Regolin, Luigi Garofalo, Katia Sorgato, Giorgio Manzi, Maria Stella Busana, Andrea Dagnoli e Pietro Corsi e Galluzzi e Sara Bonecchi, che è stata la presentazione sulla teca Favaro, sulla quale ci siamo impegnati insieme al Museo Galileo. E dei convegni, che sono una parte importante del nostro lavoro naturalmente, ci sarebbe molto da dire. Ho scelto solo alcuni esempi particolari che volevo portare, perché in qualche modo emblematici di quello che noi speriamo che sia in qualche modo proiettato nel futuro. E ve ne cito qualcuno. Martedì 1 luglio 2025, nell'atrio di Palazzo Franchetti, è stata esposta la mostra interattiva Navigare l'arcipelago di Venezia, storie lagunari per futuri sostenibili. È un lavoro a cui siamo particolarmente legati, perché riguarda un progetto, un IRC, della nostra consocia Ludovica Galeazzo, che ha una storia che per noi è particolarmente bella, perché il suo primo libro è stato pubblicato con noi, ad un percorso completamente ortogonale che l'ha portata ad una carriera accademica veramente notevole. Questa nissologia, cioè lo studio delle isole della laguna,
è un tema che diventa fondamentale anche in prospettiva relativamente a quello che dovremo occuparci relativamente alla sopravvivenza della città. Il 6 e il 7 novembre si è tenuto il convegno internazionale Tirreno-Adriatico, due mari a confronto, cioè ambiente, geografia, ecosistemi, che è un oggetto, un incontro molto importante, insomma, che ha avuto luogo, è diventato una specie di hub di convegni, e sono legati a questi, le figure che se ne sono occupate sono quelle del Comitato Scientifico di Gerardo Ortalli, Oliver Schmidt, Egidio Ivetic, Ermanno Orlando e la professoressa Nella Lonza e Antonio Musarra, che è diventato, anche per merito di questo, è diventato il nostro consorzio, un lavoro molto importante. Mercoledì 18 febbraio si è tenuta a Palazzo Montecitorio, nella Sala della Lupa, la presentazione del volume a cura di Pierluigi Ballini, La patria nelle culture politiche del primo Novecento, 1900-1925. Per noi è importante, una corposa delegazione dell'Istituto Veneto è andata a Montecitorio, il Presidente della Camera ha fatto un'introduzione bella e i colleghi Mascilli Migliorini e Ester Capuzzo hanno parlato del libro, ed è stata un'occasione per noi importante, perché questa fa parte di una tela del ragno che da tempo tessiamo insieme al Comitato per le celebrazioni di Luzzatti, ne parlerò brevemente dopo, che prelude al fatto che l'anno prossimo è il centenario della morte di Luigi Luzzatti, che è stato un uomo straordinario non solo dell'Italia liberale, ma per la presenza importantissima per l'Istituto, e per un periodo in cui Venezia realmente era dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'influenza che aveva sui governi nazionali, veramente un periodo di una rinascita straordinaria. E questo, l'evento è andato particolarmente bene, ci sembra, e questo è un buon viatico per le iniziative di cui vi parlo rapidamente dopo, che sono quelle legate alle celebrazioni luzzattiane, che va detto, scusatemi non l'ho detto, ma noi abbiamo titolo a farlo, perché per una decisione della famiglia le carte di Luzzatti, un archivio che è straordinario, sono in istituto. Quindi l'archivio di ricerca che per esempio l'Associazione delle Banche Italiane non ha, è diventato di fatto l'archivio Luzzatti, che ha dato delle soddisfazioni particolarmente importanti. Di quello vi parlerò rapidamente nella chiusura rapida di questo. Una cosa che è abbastanza interessante, un po' ortogonale rispetto a questo, una delle 1000 iniziative della vicepresidente, che è stata la proiezione a Palazzo Franchetti del film Une ville de la mer ou comment survivre à Venise, che è diretto dalla regista francese Yannick Bellon del 1970. È un libro che, a parte che le iniziative della Donatella hanno sempre un successo clamoroso di partecipazione, questo lo è stato in modo particolare anche perché è una storia di Venezia ante litteram che precede e che ci porterà anche a scovare chi l'ha copiata questa. Mi riferisco in particolare, e questa è una verifica che faremo, al famoso filmato di Montanelli che è copiato brutalmente da questo, ma su questo è un tema su cui torneremo. E è stato particolarmente importante anche perché compaiono in questo delle figure di veneziane illustri, parlano un francese meraviglioso, la contessa Foscari e la contessa, la contessa Cicogna, e che parlavano del futuro della città con una preveggenza che a noi è sembrata del tutto singolare. E solo per alcuni rapidi passaggi, perché è ripreso chiaramente Scienza, e sono grato a Mariella Rasotto per l'iniziativa che ha preso, che è un sistema che adesso è ricompreso chiaramente Scienza in un ambito che ha a che fare con l'iniziativa dei Lincei per la scuola, che dovremo in qualche modo rivedere non per colpa nostra, ma che certamente è particolarmente, per cui l'istituto è veramente particolarmente vocato. Un'iniziativa che è cominciata col consorzio Sandro Marani, continuata da Danieli e poi continuata da tutti quelli che hanno contato fino adesso al coordinamento che fa Maria Berica Rasotto. Rapidamente, perché non sono una cosa volevo dire, questo sì, la presentazione, una cosa abbastanza significativa e importante per me, allora,
È stata il martedì 19 maggio 2026, si è tenuta a Palazzo Franchetti la presentazione del libro Venezia dopo la caduta, ritratti cartografici. È un libro che è scritto da Nico Romanelli, da Pascaline Vatten e da Paola Moretto, che è un libro bellissimo che l'Istituto ha coeditato con Antiga, ed è un libro dal quale ci aspettiamo in qualche maniera anche delle ricadute. In particolare quello che vorremmo fare è quello di una mostra che parli di un periodo che è particolarmente fertile, particolarmente importante e praticamente connesso con quelle rinascite di Venezia, che è un tema su cui questo istituto si è sistematicamente speso nei 2 secoli della sua vita. C'è stato da poco, no, questo tema qua, non ho citato, ma era da qualche parte, sui seminari e le scuole post laurea, pur rapidamente, ce ne sono alcuni importanti. Quest'anno è stato il 30° evento consecutivo della scuola di biofisica pura e applicata, che è coordinata dal socio Giacometti, che per 30 anni di fila ha funzionato ed è particolarmente importante. Ce ne sono state molte altre, è una vocazione per cui la nostra struttura, la nostra vocazione è particolarmente adatta, e in particolare voglio ricordare i seminari di Warwick e della Johns Hopkins sulla Summer School su Environmental Humanities and Material Cultures in the Early Modern World, le scuole molto importanti, quelli che hanno sfondo climatico, in particolare curate da Carlo Barbante, che è il segretario della classe di scienze, del consocio Marco Marani. In particolare voglio ricordare la Summer School on Water and Geological Risk Engineering, che si è tenuto dal 14 al 19 luglio del 2005. È chiaro che la nostra vocazione per tutti i temi che riguardano il clima hanno diverse ramificazioni, tutte rilevanti il sentire dell'Istituto. Il 16, 17 e 18 settembre sono le giornate di studio sul vetro veneziano. Ecco, il ruolo dell'Istituto Veneto, per una tradizione antica che parte da Alessandro Franchini, di cui si è occupata lungamente la Giovanna Palandri, riguarda, in questo caso è il vetro veneziano in Francia e in Inghilterra, ma sono delle iniziative che hanno fatto diventare realmente, che sono state all'origine di questa grande insorgenza di una grande rilevanza per il vetro d'arte, di nuovo a Venezia, di nuovo in questo posto, del quale l'Istituto è stato importante. Quindi queste giornate di studio sono particolarmente ben volute. Per ragioni soprattutto sentimentali voglio citare la Alma dal Co School of Collective Behavior, che si è tenuta all'Istituto Veneto da poco, da parte della Fondazione Alma dal Co. Lo dico per una ragione speciale. Alma dal Co era una persona veramente speciale, morta tragicamente a 33 anni in un'immersione subacquea. Era professore all'Università di Losanna, era una donna straordinaria, diplomata in pianoforte, laureata in fisica, ha preso il dottorato a Zurigo e aveva messo su un suo gruppo che stava procedendo in una maniera straordinaria su questi fenomeni collettivi, un qualcosa che riguarda la fisica e riguarda la biologia. E la fondazione che porta il suo nome, i suoi genitori sono in città, sono ancora qua, era veneziana, e hanno messo in piedi questa fondazione che è benemerita per un tipo di attività per la quale l'Istituto si è speso e continuerà a spendersi moltissimo. Dal 2 al 6 febbraio del 2006 c'è stata la 30ª, questa era qua, scusatemi, la Pure and Applied Biophysics, che era dedicata a Ion Channels, Unveiling the Biophysics in Health and Disease, che è quello di cui parlavo prima, che è curata dal socio Giorgio Giacometti e che da 30 anni consecutivamente è in funzione all'Istituto. Solo rapidamente, per questo non lo devo dire ai soci, lo dico solo per incoraggiare quei soci che non vi siano stati, le visite culturali riservate ai soci. Grazie a Francesca Ghedini e un entourage di archeologi, una più brava delle altre veramente. Siamo stati a Pompei, nell'occasione della mostra che era Essere donna nell'antica Pompei e gli scavi guidati da archeologi. È stata un'esperienza straordinaria, seguita da un centinaio di noi e devo dire che mi dispiace per il direttore, ma continueremo su questa strada perché ci piace moltissimo e vogliamo. La prossima sarà ad Aquileia, come sapete già, ma è diventato un sistema in cui a noi sembra che questo serva all'Istituto in senso lato e siamo grati a Francesca per averlo messo in piedi una volta ancora. E volevo citare ancora, ringraziando Jacopo Bonetto e Patrizia,
scusate, la disponibilità della Francesca, la dottora Monica Salvadori, Jacopo Bonetto, e la professoressa Patrizia Basso, la professoressa Maristella Busana, dico apposta i nomi perché vogliamo che ve li ricordiate, e questo era che hanno a che fare con questa visita da Aquileia. Ringrazio ancora Jacopo Bonetto per la partecipazione dell'Istituto a un progetto di ricerca che si chiama Interreg, a cui abbiamo partecipato, che insomma è un sistema in cui in qualche modo anche l'amministrazione, la nostra amministrazione si tara su un modo diverso, che è più da università che da accademia, e io sono contento che questo accada, con le difficoltà di questo caso. Biblioteche e archivi sono molto importanti, sto andando rapidamente, ma farei un torto se non parlassi di queste attività, perché gli archivi di ricerca sono una parte importantissima. Se avete ascoltato quelli di voi che hanno sentito Galluzzi in quella presentazione ancora fragile, eccetera, parlare della Teca Favaro e dell'importanza nelle società di oggi degli archivi di ricerca, devo dire che è veramente un colpo d'ala che l'Istituto da tempo ha perseguito e persegue ancora. Allora, in questo caso le nuove acquisizioni relative a quest'anno sono in particolare il fondo della biblioteca di Francesco Bruni, per molti anni segretario della classe di Scienze Morali di questo istituto, che è stata donata alla famiglia alla scomparsa di questo nostro collaboratore, eccetera. Quindi noi abbiamo, i nostri archivi sono sempre più importanti, Minic, Bruni, Basaglia, Ghetti, ce ne sono moltissimi. Non parliamo di Luzzatti, che è un capitolo a parte, che naturalmente Luzzatti è diventato, mancando all'Associazione Bancaria Italiana, l'ABI, un archivio vero e proprio. Questo è l'archivio delle banche italiane, di fatto, e quindi nell'occasione dell'anno prossimo diventerà particolarmente importante. Rapidamente per dirvi però che ecco, non voglio in qualche maniera penalizzare la nostra vocazione per lo sfruttamento degli archivi di ricerca, a cui teniamo enormemente. Grazie alla collaborazione della dottoressa Maria Angela Veronese, ora è pubblicato l'inventario del fondo archivistico delle carte di Angelo Minic, in particolare, che Dio lo benedica, perché in larga parte l'indipendenza economica di cui godiamo è dovuta a lui, quindi a lui è dovuta un'infinita gratitudine di questo istituto. Abbiamo anche accolto un archivio fotografico bellissimo di Armando Reberšek, fotografo veneziano attivo negli anni 30 del Novecento, che contiene la documentazione visiva con grande rilevanza storica della vita di Venezia in un periodo particolare. Questo è in istituto e questo diventa tutto materiale che non abbiamo fretta di processare, ma che è lì per sempre. Abbiamo anche accettato con piacere il Museo del Precinema della collezione Minici Zotti di Padova, per la parte che ci è stata data che riguarda precinema, cioè questi si chiamano vetri da proiezione dedicati a Venezia. E la dottoressa Minici ha ritenuto che fosse giusto che arrivassero all'Istituto Veneto, la cosa ci onora, e abbiamo anche questo magnifico proiettore che ci è stato dato, con il quale certamente faremo delle attività culturali degne di nota. Naturalmente continua la collaborazione con l'Associazione Archivio Franco e Franca Basaglia, che è da noi adesso e che, devo dire la verità, constatiamo continuamente l'importanza del lavoro di Basaglia e ancora l'attaccamento che c'è nel Paese in generale per quello che ha fatto. Quindi l'Istituto Veneto intende impegnarsi anche nei prossimi anni a far sì che il patrimonio documentario che conserviamo nei nostri archivi sia quello istituzionale, sia quello di grandi personalità che hanno fatto la storia dell'Istituto, venga conservato con la massima dedizione. Abbiamo un archivista che è il dottor Carlo Urbani, che è veramente un fuoriclasse nel suo campo, degli studiosi che possa essere poi, e facciamo in modo che possano essere adeguatamente valorizzati. Dell'attività editoriale non vi parlo molto, vi ho accennato al libro sulle carte dell'Ottocento di cui siamo coeditori in parti. Certamente siamo molto impegnati sugli studi luzzattiani, perché gli studi luzzattiani sono tutti preparazioni, adesso il lavoro di Ballini che abbiamo presentato alla Camera è importante. Fra l'altro voglio ricordare il lavoro prezioso del Comitato per le celebrazioni luzzattiani, che è composto da Donatella Calali, da Alessandro Franchini e da Pierluigi Vallini, e con appendici di vario titolo a seconda delle enormi quantità di attività diverse che sono richieste per chiunque si occupi in qualunque modo di Luzzatti. Quindi vari convegni, gli atti di convegni, eccetera, non ne parliamo più. Volevo ricordarvi in particolare ai soci, chiediamo e speriamo che
Se avete delle cose da darci, le pubblichiamo sulla Polifora, che è un'iniziativa completamente endogena, generata dall'Istituto durante il Covid, e benemerita, che è un meccanismo in qualche maniera di portare all'attenzione di questi sistemi che i diversamente giovani come me non riconoscono come proprio loro, ma sono importanti, e quindi su questo ci accorgiamo che l'impatto e quanto questi vengono letti è decisamente di un ordine di grandezza diverso rispetto a tutti quelli che usiamo di solito. E c'è una parte di nota che lascio al verbale completo, che è la cura di Palazzo Loredan e il suo patrimonio storico-artistico. Gli interventi di conservazione sono tanti. Allora, noi ci occupiamo pur essendo appunto in origine per un cinquantennio siamo stati qui, poi siamo stati assegnati, ci è stato assegnato Palazzo Loredan e dalla fine dell'Ottocento a oggi siamo lì e lo teniamo con cura. Devo purtroppo dire che alcuni segni di quello che sta accadendo alla città, per esempio la risalita capillare importante nel piano terra di Palazzo Loredan, ci porterà a degli impegni importanti di cui dovremo occuparci certamente. E certamente però quello che abbiamo fatto, il restauro che è stato fatto per conto è di demanio dello Stato in comodato permanente, però è tenuto in maniera ammirevole. Quindi questo richiederà una attività particolare. Le sale storiche a Campo Santo Stefano sono state curate anche perché abbiamo una buona collaborazione con l'Istituto Veneto del Restauro, al quale scontiamo l'affitto, perché è la casa a fronte, in casa Minic, al di là del ponte, cioè fisicamente attaccato all'istituto, e noi in cambio merci abbiamo delle meravigliose attività di restauro sia di pietra che di legno. L'ebanista ha sistemato le porte in una maniera veramente magnifica, e comunque teniamo con grande cura e con grande passione il patrimonio che ci è stato dato. Di mostre non vorrei parlarvi a lungo, ma certamente non è questo il momento, perché sono diventate anche per una grande e peculiare vocazione che ha il nostro personale per occuparsi di mostre, con competenza, con gusto, con talento. E quindi volevo semplicemente notare che molto spesso adesso, a parte le iniziative legate al vetro, che sono tradizionalmente di origine nostra, l'Istituto Veneto è centrale rispetto alla rinascita del vetro d'arte a Venezia, e dal 13 al 21 di settembre l'Istituto partecipa alla 9ª edizione del Venice Glass Week. Questo il Palazzo Loredan si trasforma nel cuore pulsante della manifestazione, che ricomprende una parte importante della città. Ed è importante anche per quello, perché è diventato Venezia un hub importante. Fra l'altro, se avete visto le installazioni che ci sono in giro per la città adesso di vetro, in particolare quelle fatte a Palazzo Franchetti, quelle di Ciuli, che a me piacciono enormemente, quella specie di totem che ha fatto, quelle tre installazioni che si parlano da un lato all'altro del Canal Grande, che riprendono attività che 30 anni fa aveva fatto Ciuli, danno un tono completamente diverso alla città, veramente una cosa festosa e bella. Le mostre a Palazzo Loredan, quella di Ciuli vi ho detto, anche Palazzo Franchetti, che non smetterò mai di ringraziare, in particolare l'amministratrice unica della VIC di Venezia Iniziative Culturali e amministratrice dell'Istituto, perché in questi anni stiamo in qualche maniera consolidando un modello di gestione di Palazzo Cavalli Franchetti, che è nostro, che è di proprietà nostra, mentre Palazzo Loredan è in comodato perpetuo, ma è demaniale. Questo è nostro, di proprietà nostra. E a noi sembra che in qualche modo le ultime mostre che stiamo vedendo a Palazzo Franchetti, che sono quelle del Turkmenistan, che sono quelle del Rage Bite, ce ne sono moltissime. Adesso, in occasione della Biennale, è il momento di massima espansione di queste attività. Questo a Palazzo Loredan, se andate a vedere, non c'è solo Ciuli e piano terra, ma c'è questo Rage Bite di Eva Franco Mattes, che è promosso dalla fondazione, è una fondazione particolare, e questa al piano di sopra di Palazzo Loredan. Anche l'installazione di Palazzo Loredan, che è stata usata dalla fondazione che se ne occupa, mi sembra che possa essere di interesse rispetto ad un'idea autoctona di gestione delle mostre, che credo che tenteremo di fare sempre di più in futuro. Ce ne sono ancora la mostra di Turandot all'ultimo piano e la Biblioteca Morandiana, che sta per lasciarci. La Fondazione Berengo cambia completamente il regime delle fitanze di Palazzo Franchetti, e non è detto che sia un male. E la Fondazione Berengo ancora al primo piano nobile fa una cosa di questo genere. Allora, non vi leggo tutte le pagine degli appunti che la Cancelleria ha così accuratamente mostrato, ma certamente volevo dirvi qualcosa
relativamente al centenario di Luigi Luzzatti, perché nel marzo del 2027 ricorre il centenario della morte, come vi dicevo. Economista e statista veneziano, di cui l'Istituto Veneto conserva il fondo di tutte le carte. Questo è il punto importante. Tra l'altro Luzzatti, che è stato Presidente del Consiglio per un anno, è stato 5 o 6 volte Ministro dell'Economia, è stato Ministro dell'Agricoltura, ha una storia infinita di cose, era oltretutto un grafomane, teneva una corrispondenza fittissima con tutti i suoi corrispondenti in tutta Europa, in tutte le lingue. Era un uomo veramente notevolissimo, quindi il fondo che ci ha lasciato è un argomento di ricerca che tutti cercano continuamente. Quindi economista statista, come vi dicevo, di grandissima cosa. Quell'impianto di quell'Italia liberale che molti in qualche maniera, che molti rimpiangono, se vogliamo, era un periodo peraltro instabile moltissimo, ma certamente l'idea della visione di Luzzatti in tutti i temi, ebreo, che aveva passione anche per religioni che non erano la sua originaria, uomo di infinita cultura e di infinita disposizione al lavoro. Quindi fra l'altro da Ministro dell'Agricoltura, questo anche perché nelle varie peregrinazioni che abbiamo fatto in molti di noi per avere finanziamenti per le celebrazioni luzzattiane, siamo andati anche al Ministero dell'Agricoltura perché fra l'altro Luzzatti ha scritto una lettera, è stato il primo ministro moderno dell'agricoltura e scrisse una frase importante che è molto piaciuta all'attuale ministro, che diceva: tale sarà l'Italia, quale sarà la sua agricoltura. Questo ha fatto impazzire il Ministro dell'Agricoltura e fra l'altro appunto, faremo un'attività anche relativamente a questo. Ma scrisse una legge sulle foreste di grandissima lungimiranza. E i suoi carteggi sono stati veramente straordinari. I suoi carteggi, per esempio, con Quintino Sella, che sono tutti da noi. Fra l'altro il compianto Maurizio Sella, già Presidente dell'ABI e Presidente della banca omonima, è venuto a vederle, è rimasto senza parole per aver trovato la bellezza di questi carteggi organizzati in maniera perfetta da noi. E fra le varie iniziative che poniamo di fare, la realizzazione di un sito web che è dedicato a partire dalla base di dati informatizzata dell'inventario delle carte che è in capo a noi. L'archivio della Camera dei Deputati è stata particolarmente generoso, parliamo delle ristampe dei discorsi parlamentari semi-infiniti di Luzzatti, naturalmente, discorsi di parlamentari, e la ristampa di 3 volumi delle memorie, che sono stati fatti nel 1929, non sono più in stampa, cercheremo di ripubblicarli, e l'archivio dell'ACI, dell'AIC, l'Associazione per le Istituzioni Culturali Italiane, è un'altra degli enti che abbiamo disturbato senza vergogna. E quindi la digitalizzazione dell'archivio di Luzzatti sarà un'impresa che ci impegnerà ancora per almeno un anno e mezzo, e tutte le serie di grandezza, ma una giornata di studi per esempio è già concordata con l'Accademia dei Lincei, in particolare sulla dimensione internazionale di Luigi Luzzatti, e sa il cielo se ce n'è bisogno oggigiorno, perché era veramente ante litteram un europeista a suo modo, e anche solo per la rete di contatti che teneva in conto, sull'attività del politico studioso e uomo di cultura. La mostra è anche una nostra ambizione, vorremmo provare a fare una mostra noi sulla cooperazione e all'edilizia popolare, perché fra le 1000 cose che Luzzatti ha fatto, si è occupato di case popolari, ha fondato Ca' Foscari, ha fatto un numero di iniziative che, guardando quello che accade oggi nel mondo della politica, fa veramente sorridere. E questa è un po' l'organizzazione dell'incontro a tavola rotonda con i ministeri competenti, sono certamente largamente in atto. E di Ca' Foscari, dicevo, Luzzatti insieme a Edoardo Deodati e a Francesco Ferrara nel 1886 ha fondato la Scuola Superiore del Commercio, che è l'Università Ca' Foscari di Venezia. Anche questo vuol dire che immagino, siccome la documentazione poi l'abbiamo noi, potrà essere una parte importante delle celebrazioni luzzattiane che vi ho accennato sommariamente, però vorrei che aveste contezza del fatto che per l'impegno dell'istituto a tutti i livelli è realmente molto molto forte. E sono arrivato alle mie conclusioni, avendo abusato probabilmente del tempo, del vostro tempo. Una volta finiva anche peggio, perché una volta c'era il limite della marangona che suonava quando facevamo in questa sala l'adunanza. La marangona era la campana che partiva a mezzogiorno e che obbligava per 20 minuti, non si poteva cosa, che si finiva rapidissimamente. Questo non accade a quest'ora della sera. Volevo dirvi che è un privilegio per me poter
ricordare che fin dalle origini si è formato un istituto di cultura vivo e militante. Militante è un termine che piace molto a Donatella Calabria e a me, perché vuol dire vigile sulle sorti della città, del suo capitale naturale e pronto a occupare spazi civili quando questo possa essere utilizzato. Anche su questioni che aggettano fino alla politica, è successo anche recentissimamente, non ci storiamo a questo nostro dovere. In particolare, in tempi di una rinascita di Venezia, che per esempio quel periodo che era a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento è stato particolarmente importante, eravamo particolarmente facoltosi e potevamo permetterci per esempio di finanziare intere campagne oceanografiche come quelle del Magrini. E questi 2 secoli sono stati importanti per Venezia e per la modernità in generale e ricordiamo che in qualche maniera André Chastel, che è un grande studioso di Venezia, scriveva che Venezia e la sua sopravvivenza sono l'episodio centrale della crisi della modernità. Noi pensiamo che sia vero. In passato, questo era da sempre, in continuità col suo passato, perché questa è la cifra che caratterizza tutta la nostra attività, l'Istituto ha cercato quelle tracce proponendo iniziative che ricordano il senso dell'impegno per Venezia, seguendo il filo conduttore dell'evoluzione scientifica e tecnica, la cifra che è sempre stata il carattere dominante dell'Istituto. Non a caso ricordo che i 32 premi scientifici che l'Istituto ha organizzato, bandito e consegnato nell'arco del Novecento, che era nel corso dell'Ottocento intero, fino al periodo austriaco, poi naturalmente con l'annessione all'Italia cambiò tutto. Esiste poi un aspetto che non va dimenticato circa la produzione culturale dell'Istituto, la sua preziosa libertà di manovra. Non dobbiamo nulla a nessuno. La nostra autonomia si mantiene grazie a un lavoro instancabile dei nostri amministratori. Questa è la prospettiva nella quale vanno inquadrate le attività che vi ho descritto. Non è stato semplice neanche quest'anno, non è stato nel passato, non è stato nemmeno quest'anno. Ma non dobbiamo lamentarci se ci confrontiamo con le condizioni di oggi, con altre circostanze che nel passato abbiamo dovuto esperire. Ricordo che nel 1848 la maggioranza dei soci aveva aderito alla Repubblica di Manin e aveva preso le armi. Oppure, se volete, nel 1938, quando una legge fascista obbligava alla conversione di tutti i beni mobili e immobili in buoni del tesoro, l'amministratore dell'Istituto Veneto non lo fece ed è la ragione per cui oggi siamo ancora finanziariamente indipendenti, a differenza di tutte le altre accademie italiane. E mi avvio rapidamente alla fine. In qualche modo la sintesi delle iniziative che l'Istituto ha realizzato nell'anno accademico che oggi va a chiudersi ci parla dunque di un istituto, di un'accademia viva e vitale. Siamo orgogliosi naturalmente per una ragione precisa che ha stigmatizzato molto bene chi mi ha preceduto in questo ruolo, che è Gerardo Ortalli, cioè il fatto che è un istituto che vive del suo. Il 20% del nostro bilancio, grosso modo, è quello che arriva da terzi, il resto sono soldi nostri. Quindi non dobbiamo niente a nessuno, questa libertà garantisce rispetto a condizionamenti di qualunque natura. Questa è la forza di questo istituto. Questa preziosa libertà, così è autorevolmente descritta da Gerardo, come vi dicevo, è un privilegio che vogliamo continuare a usare nel modo militante più alto e responsabile, come sempre è stato. Infine, la nostra centenaria vocazione a schierarsi su temi che riguardano la salvaguardia di Venezia è tuttora intatta. Questo è il momento storico in cui si decide se la città sopravviverà per la fine di questo secolo. Per la Milancia incombente dell'aumento del livello medio del mare per la fine del secolo, trattiamo, non vi starò ad annoiare su queste cose, ma un'ipotesi che non è catastrofica, ma che è del tutto ragionevole, è l'ipotesi di 1 metro di medio mare in più per la fine di questo secolo. Quindi non rinunciamo all'idea di mettere in piedi una consultazione internazionale che tratti questo tema, cioè di immaginare una città viva e vitale con 1 metro in più del livello medio del mare. Venezia è città compiuta, non si può spostare. Penso al celebre Passo delle pietre di Venezia di John Ruskin del 1851, un bestseller clamoroso, che ho imparato a leggere con attenzione da relativamente poco tempo, ma mi ha molto colpito, una lettura
moderna. Dice che in cui gli echi delle onde del mare che erodevano la città presagivano, campane a morto le chiamava Ruskin, la sua scomparsa. Ma se Venezia è ancora viva oggi, non è perché Ruskin si fosse sbagliato, ma perché è stato ascoltato. Vi ringrazio.